Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Lo scorso 9 maggio, a Ramo di Palo di Lendinara, ha preso avvio il campionato nazionale 2010 di tractor pulling. La società sportiva Tre Valli di Lendinara ha collaborato con la Tractor Pulling Italia per avere nuovamente questo evento nel paesino dell'Alto Polesine. Il tractor pulling è una disciplina sportiva alquanto originale e di sicuro un po' estrema. Trattori comunemente usati per lavorare i campi vengono trasformati in macchine da traino di rimorchi zavorrati. I motori sono modificati al punto da non resistere allo sforzo della partenza e così tanti mezzi non riescono nemmeno ad iniziare il percorso. A sorpresa, questo evento apparentemente di interesse solo maschile si tinge di rosa. Il presidente della società Tre Valli è infatti una donna, Giulietta Targa. E cosa vuol dire essere una donna tra le organizzatrici del tractor pulling, che potrebbe sembrare uno sport prevalentemente maschile? Ecco, questa è una bella domanda, perché diciamo che io vivo in una famiglia dove dico sempre io che noi nelle vene non abbiamo sangue, abbiamo benzina, per cui però questo è uno sport che eccita, che entusiasma e ci porta a questa bellissima attività che è lo sport all'aria aperta e allo sport con i motori. Quanto tempo vi impiega l'organizzazione di questo evento? E chi organizza è la Tractor Pulling Italia, che è un'organizzazione di Parma. Noi ospitiamo, per cui cerchiamo di dare il meglio e dobbiamo pensare di attrezzarci, come potete vedere in giro, per poter ospitare tutta la gente che arriva e questa organizzazione. Non ci dà tanto tempo da tralasciare e da dimenticarcene durante l'anno, insomma. Quanti volontari collaborano con voi? Ecco, oggi sono 120 fra le casse, il parcheggio, il ristoro, la sicurezza all'interno della pista. Abbiamo 120 nominativi tesserati che oggi lavorano per noi. È una donna anche la responsabile alle pubbliche relazioni del Tractor Pulling Italia, Elisa Matulli. E come nasce il tractor pulling e come arriva in Italia? Il tractor pulling è una disciplina che nasce in America all'inizio degli anni 50 come gara di traino di sforzo e venivano utilizzati tronchi piuttosto che grossi massi attaccati a quelli che erano i trattori dell'epoca. Poi piano piano si è diffuso nel nord Europa ed è arrivato in Italia grazie ad alcuni appassionati che già seguivano comunque gare col trattore, che erano quelle più conosciute, gare di motoratura piuttosto che gymkhane. Questi appassionati, recandosi in Francia, dove questo sport era già molto diffuso, hanno assistito a una delle prime gare di tractor pulling francese e hanno deciso di importarlo anche da noi, inizialmente in modo più primitivo, fra virgolette, perché le prove di sforzo venivano fatte con un rimorchio pieno di terreno e venivano presi i tempi in cui questo rimorchio si portava in fondo alla pista. Altra presenza femminile di rilievo nell'organizzazione della manifestazione è l'assessore al commercio del comune di Lendinara, Francesca Zeggio, che ha promosso un'iniziativa per far conoscere i prodotti locali, creando un'etichetta che richiami l'evento in questione. Allora, diciamo che grazie alla collaborazione messa in atto tra sport, commercio e realtà locali abbiamo promosso per l'occasione una bottiglietta di liquore di Moncino e anche di Liquerizia per promuovere appunto una distilleria nostra locale, perché gli sponsor sono sempre vicini e sono l'anima delle nostre realtà sportive e di conseguenza noi come veicolo possiamo permettere loro di promuovere quelle che sono le nostre tipicità locali, quindi sport e commercio diventano un tutt'uno sul territorio lendinarese. Gli unici uomini rimasti in circolazione sono i piloti dei bolidi da traino, la maggior parte sono meccanici di professione. Come nasce la passione per il tractor pulling e cosa si prova? La passione nasce dalle competizioni, dalle gare che ho sempre fatto, poi facendo il mio lavoro, faccio il meccanico, riparo trattori, automaticamente quando è iniziato il campionato ho iniziato a fare le macchine per la categoria dei trattori, specialmente i trattori che riparo, il marchio che riparo. È una cosa esagerata. Purtroppo il tiro dura talmente poco, perché dura circa 10-15 secondi, cioè non è come una gara di auto che dura mezz'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, dipende dalle gare. Gli appassionati e partecipanti alla gara curano la loro passione per il tractor pulling ogni giorno dell'anno, in preparazione del campionato a tappe itineranti che si svolge, come consuetudine da ormai una decina di anni, tra maggio e settembre.